Eccoci arrivati ragazzi al momento trash. Momento trash, si avvicina il weekend e si avvicina anche la difesa 300 e giocheremo per vincere in una partita 5 minuti ragazzi, 5 minuti, solo 5 vedrai con la difesa 300. Delle patatine ti innamorerai. Momento sponsor. Guardate il mio avversario quanto sta pensando come per dire, ma cosa fa questo? Mi vuole prendere in giro?" Allora, non abbandonare perché scopri di star giocare contro la 300. Ok, io ti gioco questa. Ok? Vediamo se ancora fai il fenomeno. Vediamo se ancora fai il fenomeno. Se ancora hai il coraggio di dire che la difesa 300 non è una difesa con le contro balls. Ok. Ok, pensa a svilupparti. Lo sviluppo, ragazzi, è una tecnica che è passata di moda. Una volta ci si sviluppava. Oggi, se voi vedete i ragazzi di oggi, perderei la donna. Se voi vedete i ragazzi di oggi, hanno tutt'altro tipo di sviluppo. Oh cavolo, quando andavo a scuola io, quando andavo alle superiori, le ragazze come in classe io erano dei cofani di auto. Oggi sono tutte Britney Spears. Comunque, non siamo qui a parlare di cofani, megacofani, ma è importantissimo ora riuscire a dimostrare che la difesa 300 è in grado di vincere anche a 5 minuti. Assolutamente. Assolutamente. Va bene, sei così scontato, amico mio, sei così scontato. Così scontato che adesso mi ci aspetterei un arrocco corto. Guarda, se fai arrocco corto ti batto, ho deciso che ti batto. Se invece fai alfiere F5 hai qualche speranza. E niente, basta. Allora è andata. È andata, io volevo essere dalla tua parte invece mi fai queste mosse qui che mi fanno capire che non c'è la concezione dietro il gioco, la vera concezione. Ecco, vedi? Vedi? Continua a fare queste mosse che non portano risultati e vedrai che la vita non ti darà grandi soddisfazioni. Bisogna osare, ragazzi. Negli scacchi bisogna assolutamente osare. Bisogna osare di bestia. E noi osiamo di bestia. Mentre tu farai varie manovre per cercare di salvare quell'alfiere, noi stiamo già attaccando. Non so se hai capito. Non so se hai capito. Non ha capito. Stiamo. No, così mi si trasforma in un pedone questo alfiere. No. Però è importantissimo per me ora giocare donna G4. Lui giocherà alfiere 6. Alfiere 6, donna G4 va giocata comunque. Pedone. Ok, pedone giocherà G6 e su G6 io potrò giocare torre in F1 spingendo poi in F6 mettendo la donna sul bianco, sul nero. G6 alfiere H6, mamma mia quante cose che offre la difesa 300. Guardate questi due pezzi, cavallo e torre, completamente bloccati. Completamente bloccati. Ora, tu con questa donna mi dici un po' quali sono le tue intenzioni. No, vorrei sapere giusto così, per sapere. Se tu mi dici quali sono le tue intenzioni, io sto più tranquillo. Questa sera riesco a dormire. Però se tu non me le dici, come faccio io? Per esempio, tu ora vuoi spingere così. Così alfiere lì. Ok. Ok, mi sa che è arrivato il momento propizio o prepuzio, dipende come lo vuoi vedere la cosa. È arrivato il momento ragazzi del super mega attacco. F6, F6. F6, F6, F6. Ma perché? Ma perché mi vuoi fare queste mosse?
Perché mi vuoi regalare queste belle mosse? Così, su un piatto d'argento. Giusto? Dico bene? Dico bene o no? Tac, donna in H5, G6. Giusto? Oh, credo sia giusto. Tipo rimango solo con la regina, però va bene. Si minaccia il matto, adesso deve giocare G6, su G6 gioco donna in H6. Quindi credo sia giusto, deve sacrificare. Esatto. Proprio questo che intendevo dire, proprio questo che intendevo dire. Era proprio questo. Dammi la donna, amico, dammi la donna, dammi la donna. Scacco. Vuoi cercare un perpetuo? Stai mica cercando un perpetuo? Se vengo qui, come mi scacchizzi? Mi vai scacco là. E io spingo il pedone in G4 e poi ti attacchi al Kaiser. Attaccati al Kaiser. Amico, attaccati al Kaiser. E io posso venire qua. Amico, posso venire qua. Sì, va bene, se spingo il pedone catturo con la donna e c'è il matto alla prossima. Tac, proprio in modo galante, difesa 300, sempre lei, dimostra che si può vincere. Mi spiace Sara, non ho visto che eri una ragazza, non ti avrei mai insultato in questo modo perché i trecentisti, ragazzi, i trecentisti sono sempre persone altamente romantiche, non dimenticatelo mai. Va bene ragazzi, e abbiamo dimostrato grazie a questa grande statistica, cioè questo ventaglio di partite, cioè una sola, su una partita su una abbiamo dimostrato che la difesa a 300 vale anche 5 minuti, quindi adesso avanti tutti a diffondere il verbo della difesa a 300 anche nelle partite a 5 minuti, mi raccomando ragazzi, mi raccomando. Ragazzi, ci vediamo domani con un video più serio, va? Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!